Cosa ricordano queste foto? Petrolio Soprana attraversata dalla Targa Florio sin dal 1906, prima edizione, voluta e ideata da Vincenzo Florio, e soprattutto sta per noi a rappresentare un grande della Targa Florio, il professore Nino Vaccarella, vincitore delle edizioni del 65, 71 e 75 con Ferrari e Alfa Romeo. Quindi qui passava la Targa Florio. Da Petralia Soprana, sì, nel grande circuito di 148 km. E lei ha portato una Porsche, ce la mostra? È un 2007 S con un motore RS 210 cavalli che ha fatto la targa dell'87. Lei è stato il meccanico di Vaccarella? Io sono meccanico, sì. Ho riparato le macchine anche a Vaccarella, anche il GTO che ha corso nell'87 di Obrist, uno di Berna. E poi riparava le macchine private che aveva lui. Eravamo molto amici con lui. Una valenza mondiale. Era mondiale, era il 73 mondiale. Poi, dopo l'incidente che è successo, è andato giù, molto pericoloso. Però voi mantenete sempre vivo il ricordo e cercate di non far dimenticare quella pagina Ma di noi storia ci proviamo, ma dipende da loro portarla avanti. Infatti fino adesso l'hanno portata avanti, per fortuna. Anche sotto forma di rally, però l'hanno fatta avanti. Siamo arrivati a 109. 109 edizioni. 109 edizioni, sì. È la corsa più antica del mondo. Gaetano, ma qua ci troviamo in un borgo, ci troviamo a pochi metri dalla miniera del sale. Sì, siamo a poche distanze dalla miniera del sale, la miniera più grande d'Europa, la miniera che conserva sale che si è generato 6 milioni di anni fa. E quindi qualcosa di eccezionale. A Raffo noi facciamo la sagra del sale l'ultimo fine settimana di agosto con iniziative legate sempre al mangiare chiaramente e anche con iniziative culturali, spettacoli e quant'altro insomma. Cerchiamo di mantenere viva questa piccola frazione di Petrolio Soprana con enormi sacrifici.